Amici della Pallina Vulcanizzata, buonasera, ben collegati in diretta con il Palalido di Valdagno. Il più cordiale saluto da parte di Domenico Tomba alla voce, le riprese di Studio7HD.com, alla camera Roberto Bauce, la regia è di Marco Zen. Giornata numero 20, c'è il grande hockey stasera sul parquet del Palalido. Arriva il Forte dei Marmi di Albertone Orlandi, un Forte dei Marmi che arriva qui con il suo bottino di 43 punti e il secondo posto in classifica. Dall'altra parte c'è un Hockey Club Valdagno che deve andare a ritrovarsi dopo un periodo sicuramente non di grandissima forma. Le ultime 6 partite, solo 4 punti racimolati dalla formazione di casa, che è reduce anche dalla spiacevole, chiamiamola così, sconfitta recentemente in quel di Correggio. Andiamo a vedere subito le formazioni schierate in campo. Gli allenatori possono contare su due rose decisamente al top. In particolare sarà importante stasera seguire la sfida tra i due portieroni. Cominciamo con la GDS Impianti Forte dei Marmi con il numero 22, l'ex di turno, il vice capitano Richignata. Il numero 2 il capitano, un ex anche lui, Davide Motaran. Il 4 Lorenzo Giovannetti. Il 5 Federico Gabriel Ambrosio, il Fede. Con il numero 7 lo spagnolo Jordi Burgaia. Il 17 Javi Rubio. Con il 18 Marti Casas. Il 63 Morgan Antonioni. Il 77 Giacomo Maremmani. Il 74 l'altro portiere Leonardo Bertozzi. L'allenatore abbiamo detto prima, Albertone Orlandi. Valdagno che risponde con Spider-Boy Bruno Sgari e il numero 10 tra i pali. Il numero 3 Andrea Brendolini, il 7 il vice capitano Gaston Tonci De Oro, l'8 è Davide Piroli, bentornato a Davide, il 9 Giovanni Clodelli, il 22 Andrea Marquez Centeno, il 29 il capitano Mattia Cocco. Un altro che ritorna finalmente in pista sul Palalido è il numero 77 Mati Sigliero Candanedo. L'88 è il KTM valdagnese Manuel Mir. E il numero 1 è l'altro portiere Pippo Filippo Fongaro, l'allenatore Diego Mir. Prima dell'inizio un saluto al volo alle gemelline del KTM, a Vicky e Martina, e anche a Santa Mariela che è la mamma, ci stanno seguendo in diretta. Un altro gradito ritorno, bentornato per Mattia Mini Michelon Schenato. Tia, ben rientrato a casa, so che te la spassi non male lì tra dolci e patatine. Un saluto anche per te. Andiamo adesso a capire come sono partite le due squadre, come partono i due allenatori. Ci ha provato subito intanto Cocco, intercetta Gnata. La botta di Burgaia subito. Ci sono Ambrosio, scusate, era Davide Motaran, qua andiamo bene ragazzi, portate pazienza. Ambrosio Xavi Rubio con il numero 17, Davide Motaran e Maremmani. Quintetto di naturalmente Richignata tra i pali, un quintetto di partenza un po' inedito per Alberto Orlandi. Valdagno che risponde con Piroli e c'è subito il palo di Centeno. L'assist dentro proprio di Davide Piroli per Andrés Centeno, il portoghese con passaporto angolano. Valdagno, ripeto, con Bruno Sgaria tra i pali, ma il capitano è Mattia Cocco, Tonci De Oro Marinaro, il numero 7, Davide Piroli e Andrés Centeno. Andiamo in diretta, diciamo una partita, è la partita numero 54 tra Valdagno e Forte dei Marmi. C'è Xavi Rubi in possesso palla, la scarica su Motaran, un Motaran che è ben conosciuto qui sia dai suoi ex compagni ma anche dal pubblico che non c'è naturalmente stasera. Doveva andare a tirare il Forte, riconquista palla Valdagno. Un altro dei striscioni che poi vedremo, cercheremo di inquadrare, quello di Giustizia per Viareggio. Qui Ambrosio in attacco, in pressione su Centeno, subisce il fallo di squadra. Scambio di stecche tra i due. Dicevamo un Valdagno che deve cercare di rientrare, e soprattutto come punteggio in classifica. Non sarà naturalmente semplice perché Forte dei Marmi certo non ci sta. Pensate solo che tra
Fede Ambrosio e Marti Casas, 29 gol per Ambrosio, 25 per Casas, 54 reti in due, quindi eccoli lì, intanto li andiamo a vedere gli striscioni. Quel Forza Mini Michelon è per Mattia Schenato che ha superato una prova di vita estremamente importante, che adesso si sta gestendo il decorso. Ci sono anche gli striscioni, come dicevamo, giustizia per Viareggio. Guadagno che intanto riparte con il suo capitano Mattia Cocco, uno dei più prolifici tra gli attaccanti valdagnesi. 17 reti per lui finora, 18 ne ha Centeno, 15 per Tonci di Oro in possesso palla in questo momento. Tunnel di Cocco su Mare Mani, poi riparte Fede Ambrosio, prova una mano qui il numero del rossoblu. Ancora Cocco, André Centeno ha cercato di andare a sorprendere Regnata in uscita. Pallina che finisce alta. Dicevamo la partita agli ordini dei signori Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Francesco Stallone di Giovinazzo. Ne approfitto per salutare tutti quelli che ci seguono in diretta da Giovinazzo, che so essere parecchi, come parecchi sono gli argentini che ci seguono nelle nostre dirette qui dal Palalido. C'è proprio adesso l'argentino in azione, c'è il fallo di squadra fischiato al forte, secondo fallo per la formazione di Orlandi, per i toscani. Tanto Rubio con Piroli. Attenzione, occhio qui. Vediamo un po', Siparietto qui, Xavi Rubio, Richignata e Davide Piroli. Il richiamo di Stallone per entrambi. Occhio che vi ho visto. Centeno per Cocco, può andare a giocarla su Tonci de Oro, c'è il fallo, poi fischiato su due falli e così Valdagno si riequilibra subito. Ha spostato la pallina, non si può dopo il fischio. Rubio, Mare Mani, formazioni che finora hanno avuto modo di studiarsi in questi primi 4 minuti di gioco. Valdagno che ha colpito un palo con Centeno. Fede Ambrosio, ancora Mare Mani. Bisogna fare attenzione naturalmente al capitano lì. Al di là del discorso fisico c'è il tiro di Davide Motaran. C'è un altro fallo fischiato a Cocco su Ambrosio. Diciamo formazioni che si conoscono e si temono, ma qui la bilancia, il pronostico stasera è sicuramente per i toscani. Guadagno che deve naturalmente, non ci sta questo dato di fatto della classifica e delle statistiche sui gol. Un Forte di Marmi che è anche la miglior difesa del campionato, con 44 reti subite solo finora e con solo 10 reti nelle ultime 5 partite. Oltre al miglior portiere, che è Richignata con 2,37 gol a partita. Dall'altra parte c'è Bruno Sgaria che comunque di gol ne ha subiti 2,84. Siamo abbastanza vicini, con Sgaria che è al terzo posto. Xavi Rubio va retroporta, ritmi finora relativamente contenuti, nessuno rischia niente. E qua incassare un gol subito sarebbe deleterio. Cocco ci prova al volo, non va. Mare Mani a dire di no. Poi può accelerare e ripartire il 77 rossoblu. Cerca il numero, ferma Tonci de Oro. Un Tonci de Oro che è uno degli ex di turno. Intanto appena nominato, ne approfitto anche per salutare, anche se siamo vicini, ma naturalmente i protocolli ci impediscono di cooperare. C'è Gabriele Buffoni qui di fianco a me. Ciao Gabri, giornalista del Tirreno, a seguire la formazione ospite. Una formazione ospite che finora ha mostrato pressione sul portatore di palla valdagnese. Un buon giro pallina.
non sta rischiando naturalmente molto. Eccolo lì Ambrosio che ci prova subito, è il miglior realizzatore in assoluto del campionato con 29 reti. Motaran che può ripartire, carica, spara una delle sue bordate qui contro, trova Bruno Sgaria ben appostato. Ancora Fede Ambrosio, può ripartire Centeno, incrocia e accelera l'angolano Tonci De Oro. Tonci De Oro che gioca, diciamo, anche lui contro la sua ex squadra, vedremo come riuscirà a essere efficace. Palla che arriva smorzata sui gambali di Riccardo Gnata, un Riccardo Gnata che ha vinto più di qualcosa qui a Valdagno proprio con la formazione bianco-azzurra. Tanto prova ad andare via, si guadagna un fallo di squadra Tonci De Oro per fermarlo quando accelera l'argentino di San Juan, non è mica proprio semplicissimo. Intanto c'è il primo cambio, Diego Mir cambia Piroli per Brendolin. Andrea Brendolin, 13 gol per lui in stagione finora. Vediamo un po' come può cavarsela contro la miglior difesa del campionato. Sono andati intanto i primi 7 minuti, ritmi, buoni ritmi, ma non si corre certamente qui al Paralido. Due formazioni che badano al possesso pallina, badano al sodo. È pericolosissimo cercare ripartenze o accelerare i ritmi contro questo forte. Ora il Tonci che ci prova, trova Ambrosio in copertura, bravo Ambrosio, fa ripartire subito Rubio, attenzione Rubio, può andare da solo, esce e rimedia Bruno Sgaria, senza paura lo Spider Boy valdagnese. Trova la pallina, è andato a cercare la pallina, il cercametalli incorporato, qui ancora Ambrosio. Riesce a girarsi, non trova lo specchio della porta, palla che esce sulla destra, la porta valdagnese. Siamo già dall'altra parte con Tonci De Oro, Marinaro e il Toncito Gaston. Ancora Cocco, Mattia la mette lì, era buona l'idea per Centeno, l'aveva già capita Ricky Gnata, stecca bassa a dire di no. Ricky Gnata che utilizza, attenzione, la mamma mia cosa ha preso qui Bruno Sgaria, sdraiato un metro fuori dalla sua porta su Motaran. Intanto in campo il numero 7, quindi c'è la coppiata 7-77. Jordi Vigliaro Burgaia. Rubio ancora per Burgaia, largo per questo numero 17 che prova ad andare ad aggirare la difesa valdagnese, lo ferma Andrea Centeno, secco sulla palla. Rientra anche in panchina il Tonci, quindi schiera Giovanni Clodelli. Prima stagione per lui quest'anno a Valdagno, arriva dalla A2 di Montecchio Precalcino. Qui c'era probabilmente fallo su Cocco, tutto regolare, secondo Stallone, si può giocare. C'è ancora Burgaia che cerca Maremmani, elevato il minutaggio del numero 77, che non è più una promessa, è una solida realtà rosso-blu. Jack Maremmani, eccolo qua in possesso palla, c'è il cambio Clodelli su di lui. Ancora la botta di Burgaia, trova una piccola deviazione sufficiente a far uscire la pallina dallo specchio della porta. Clodelli è bravo a girarsi, lo aspetta Riccardo Gnata. Ancora Maremmani, va largo, la deve scaricare di nuovo su Rubio. Squadre che ragionano parecchio. Xavi Rubio prova ad andare lui, gli ha risposto in due tempi, gli risponde in due tempi come fa anche Ricky Gnata per
allontanare la pallina. Sgari e Gnata, dicevamo, 2-3 migliori portieri a livello nazionale. Ricky è Gnata in questo momento il migliore, un po' come il suo capitano, motivo che rende più interessante questa sfida. 14-21 qui al Palido di Valdagno, squadra ancora sullo 0-0, ritmi, buoni ritmi. Intanto si gioca l'altro asso lì, pallina che si alza di poco, era buona l'idea Clodelli Brendolin. 18 a Casas, attenzione Marti Casas, doppio tentativo, c'è fallo sul portiere qui. Non lo puoi mica toccare con la stecca. Carmazzi fischia palla a 2. 0-0 tra Forta Valdagno e Forte, 3-3 la situazione in fase di squadra, time out chiamato dal Valdagno. Andiamo a vedere gli altri risultati dagli altri campi della Serie A. Breganza e Montebello sono sullo 0-0, così come Bassano e Grosseto. Sullo 0-0 anche qui, 13:57, c'è il time out chiesto proprio dalla formazione di casa. Sandrigo avanti 1-0 contro il Trissino e Lodi avanti 1-0 sul Follonica, mentre Montebello è riuscito a sbloccare il risultato, è passato in vantaggio. La formazione sono entrambe formazioni vicentine, ma a Braganza e Montebello 1, Braganza 0. Stiamo rientrando adesso in pista. Diciamo ritmi buoni, però finora non si sono viste grandi accelerazioni, partita che rimane su un binario per ora assolutamente tranquillo. Brendolin che prova ad accelerare, cerca la sua mattonella. C'è Giovannetti a disturbarlo, il numero 4 del Forte. Quindi Forte ora con Giovannetti, Casas, Rubio e Burgaia. C'è Di Ambrosio in panchina, il capitano, il capocannoniere, anzi scusate, il capitano Davide Motaran, il capocannoniere del campionato con 29 reti. Marti Casas con Centeno. Vediamo un po', dicevo, il bello del fatto che uno dei pochi lati positivi sul fatto che non c'è il pubblico è che i commenti e le richieste da parte degli allenatori si sentono benissimo anche qui in tribuna stampa. Non l'ho nominato prima, il terzo arbitro è Giacomo Vischi, ormai è un abitué qui del parquet bianco-azzurro. C'è un mezzo errore, attenzione, Giovannetti prova ad andare via, sta facendo tutto bene Lorenzo Giovannetti. Guadagno adesso anche con Manumir. Marti Casas fa ripartire Rubio, attenzione, può andare 1 contro 1, cerca il numero, cerca l'alza e schiaccia proprio Casas, ancora l'alza e schiaccia, è alta la pallina, quindi non c'è nemmeno gol annullato, l'azione era stata fermata prima. Ancora Brendolin, Valdagno con Brendolin, Clodelli, Manumir, il KTM di Valdagno, eccolo lì a dare il suo contributo con Andres Centeno a fare un po' da mamma chioccia qui a tre giovani, Clodelli e Giovannetti. Sfida green alla meglio proprio, c'è Giovannetti, poi c'è il fallo di squadra sulla ripartenza. Quinto fallo Valdagno, 12 minuti precisi da giocare.
Conforta dei Marmi che la manovra con Jordi Burgaia, retroporta, scambia con Casas. Martí Casas, largo per Rubio. Ci prova Rubio a staffilarla lì bassa. Centeno recupera su Giovannetti, poi a Casas da superare. Alza la testa il capitano dell'Angola. Ancora Clodelli, Mir, c'è il fallo. Fallo di Burgaia su Mir che gli stava andando via. Qua la rapidità del numero 88. Tentativo dalla distanza di Brendolin. In campo il numero 88, quindi avremo Mariela, Vicky e la Matti a seguirlo qui dal web streaming di studio7hd.com. Palla che è nelle stecche del Valdagno con Centeno. Ci prova ancora Manu. Centeno va giù. Ancora Manu Mir prova ad andare contro il tentativo, aveva trovato la mattonella libera Brendolin. Clodelli, Xavi Rubio che accelera, buono il cambio lì in difesa tra Clodelli e Mir. Adesso c'è l'accelerazione proprio di Xavi Rubio, va dire di no Giovannetti, la fionda lì, poi il più veloce di tutti è Centeno. Qui vabbè, un po' graziato secondo me forte in questa occasione, stava ripartendo bene lungo la balaustra. Intanto c'è un cambio e qua raga sono veramente contento di poter commentare il Chico de San Juan, Mati Sillero, che rientra sul parquet di casa dopo praticamente da inizio, l'abbiamo perso da inizio campionato. Vediamo un po' che tipo di contributo potrà dare alla formazione di casa. Sigliero che ha all'attivo comunque una rete segnata su punizione di prima, una delle poche partite alle quali è riuscito a partecipare. C'è l'errore qui, c'è l'anticipo secco. Attenzione Burgaia. Casas attivissimo qui, sta alzando un po' i ritmi proprio il giocatore, il numero 18, il gol di Martí Casas, pallina che arriva sporcata lì dalle parti di Bruno Sgaria, trova un gol nel traffico il forte. Il gol di Martí Casas che porta a 26 le sue reti personali in questo campionato. Dopo 15 minuti si sblocca la partita, gol di Casas. Martí Casas è il numero 18 della formazione ospite, questo invece è Rubio. Rubio, Giovannetti, Burgaia. Quindi Orlandi che tutto sommato ha avuto ragione a tenere dentro, diciamo, i giovani, ha fatto girare parecchio pallina, ha dato un gol trovato nel traffico da parte di Casas, che è riuscito a girarsi e a sparare verso la porta, non l'ha vista probabilmente partire qui Bruno Sgaria. L'altra botta invece è quella di Jordi Burgaia che può riprovarci dall'altra parte, tentativo sotto gamba, si oppone Mir. Giovannetti per Rubio, buono il minutaggio anche per Lorenzo Giovannetti. Qui c'è l'errore, non si capisce con Casas, momento di superiorità, ci ha provato Clodelli. A una mano riesce a servire a Centeno. Ancora Clodelli, la botta lì a tagliata, non segni neanche se vuoi così. Se Ricchi la vede partire, possibilità zero, torna dentro per Valdagno il Vespino truccato argentino, Gaston Tonci de Oro.
E anche Davide Piroli in pista, anche per lui un ritorno dopo l'infortunio patito alla mano sinistra. Proprio lui a toccare pallina, Davide Piroli. Guadagno che se non altro può contare sul numero di cambi maggiore, quindi c'è una migliore possibilità per coach Mir di gestire la partita. Qui trova più che il gambale la ginocchiera. La ginocchiera di Burgaia. Ancora Casas, l'autore del gol che finora decide la partita. Forte 1, Guadagno 0. Attenzione a Burgaia. Scarica ancora su Rubio. Anche Rubio, minutaggio parecchiotto elevato per lui. Cerca l'alza e schiaccia Jordi Burgaia, non la trova. Riparte Valdagno con Andrés Centeno, tutto chiuso lì. Chiude bene la difesa del Forte, dicevo un po' di pressione. C'è parecchia pressione sul portatore di palla valdagnese. Burgaia trova Casas dall'altra parte, scambiano i due. Tutti spagnoli, tutti catalani. Ancora Rubio. Forte che adesso cerca di stanare un po' la difesa del Valdagno. Giovannetti che va giù. Ineccepibile cartellino blu. Ingenuità difensiva qui per Mati Sigliero. Ci va lo specialista Marti Casas contro Bruno Sgari, vediamo un po'. Bella lotta qui. Tutto pronto, Carmazzi dice si può partire, ci prova, non trova la porta Casas e poi ci riprova ancora con l'alza e schiaccia, un po' insistita qui l'azione dello spagnolo. Tonci de Oro dall'altra parte, Valdagno che naturalmente è in 4 contro 3, quindi deve un po' gestirla. Adesso c'è la superiorità, Ocio dall'altra parte. Il tentativo era d'oro, l'assist qui per Giovannetti che non trova l'appuntamento, stecca pallina. Ancora Giovannetti, c'è Casas in mezzo, eccolo qua, può caricare la botta Casas, tunnel di Piroli proprio su di lui. Allora di controllo di Jordi Burgaia, rimedia subito lo spagnolo. Rubio prova a metterla lì, bella l'altra girata di Casas, stavolta il cercametalli di Bruno Sgaria, stavolta il blu è per vediamo un po'. Time out chiesto dal Forte dei Marmi, se non ho capito male Valdagno si è beccato un altro cartellino blu con Davide Piroli che probabilmente dovrà andare in panca puniti. Anzi no, il blu era per il Forte, qui c'è stato, adesso è stato un po' di, perdonate qua, purtroppo nell'angolino basso a sinistra lì non ho il monitor 90 pollici tridimensionale, sono anziano, portate pazienza. Quindi adesso si riequilibra la situazione, si gioca 3 contro 3, stile allenamenti. Ci siamo persi intanto il fatto che Lodi avanti 2-1 a Follonica, Sandrigo avanti 1-0 a Sandrigo. Il Grosseto, questo è un risultatino un po' a sorpresa, avanti 2-0 in quel di Bassano. Tutto pronto intanto. Viene affidato a Giovanni Clodelli questo tiro diretto, una bella responsabilità per il ragazzino di Montecchio Precalcino. Clodelli contro Sgaria che è già fuori 2 metri, palo! Il palo e poi il gol. Il palo e poi il gol per Giovanni Clodelli.
fuori causa, richignata sulla pallina che è rientrata. Gio Clodelli, il ragazzo di Montecchio, Guadagno che la pareggia, 6-16 da giocare in questo primo tempo, e quindi ancora qui finirà adesso naturalmente la superiorità numerica per il Forte, che recupera, attenzione, Xavi Rubio, va 4 contro 3, ancora prova, alza e schiaccia Fede Ambrosio appena rientrato, alza e schiaccia al limite, ha considerato regolare, non trova la porta, ci riprova ancora Valdagno, scusate, Forte dei Marmi con Burgaia, riconquista ancora palla Jordi, lo scambio veloce con ancora l'alza e schiaccia, già contati almeno 7 o 8 qui da parte del Forte, per ora con alterne fortune, Giovannetti e Carmazzi a discutere, palla che sarà valdagnese, Centeno, Cocco e Tonci De Oro. Qui Mir preferisce l'esperienza, il cancelletto è pronto, c'è il fallo di squadra fischiato al Forte, situazione falli finora 7 al Forte, 8 con questo ultimo fallo, 5 al Valdagno, partita che comunque è rimasta su binari assolutamente corretti, un po' di pressione da parte dei due attacchi e quindi il numero di falli di squadra cresce. Qua pallina che puntava il cranio di Brendolin, leggermente alto il tiro di Mattia Cocco, Tonci De Oro che si ferma, fa ripartire i suoi, situazione che è tornata in perfetta parità. Forte di Marmi con Rubio, Giovannetti, Casas e Fede Ambrosio, Valdagno con Tonci De Oro in possesso di palla ora Andrea Centeno, tanto il Forte che riparte, il tentativo di aggancio su Fede Ambrosio e c'è anche il nono fallo, attenzione, fallo di squadra numero 9 per il Forte dei Marmi, si accende la lucina dalle parti di Alberto Orlandi. Andiamo a vedere gli altri risultati allora dai campi di A1, approfittiamo di questo momento di pausa. A Breganze Montebello avanti 1-0, a Bassano Grosseto 2, Bassano 0, Sandrigo 1, Trissino 0, a Lodi 3, Follonica 1. Direi che l'unico risultato eclatante è questo 2-0 grossettano in quel di Bassano del Grappa. Si può tornare in pista per questi ultimi 4:27 del primo tempo. Valdagno e Forte sono sull'1-1. Già 9 falli caricati sul Forte dei Marmi. Sinceramente qui la partita non dà l'idea che sia particolarmente fallosa. Stallone fischia la ripartenza. Valdagno con Brendolin, Cocco, c'è subito l'attacco, Ambrosio che va giù, gioca un po' il facocero anche Federico, che di solito non è da lui questa cosa. Jack Maremani nuovamente dentro, 77, Motaran a centro boa, Ambrosio e Rubio, mescola completamente le carte Albertone Orlandi. 4 minuti a giocare, il tentativo proprio di Rubio che fa un po' il Centeno del Forte. Lo scarico proprio per Motaran, trova accidentaccio, ha trovato un gambale, speriamo, perché sennò. Poi c'è l'altro tentativo, Rubio in controtempo, fa tutto lui,
Scadono i secondi, Centeno dall'altra parte, 3:24 da giocare, con il casco a chiudere il 7 qui. Sigilla il palo, Riccardone Ignata. Occhio uomo a terra. Deve uscire Tonci De Oro. Deve ricorrere alle cure della panchina valdagnese. Tranquilla Emilia, il Cico sta bene. Mamma Emilia ci segue in diretta da San Juan, un saluto anche per lei. Intanto Maremmani, fermato da Centeno, riprende Motaran che ci mette il fisico e poi la deve scaricare in balaustra proprio Bruno Sgaria. Andrea Centeno che cerca spazi lì, ma vedete è molto alta la difesa del Forte sul portatore di palla valdagnese, finora ha dato i suoi frutti. Il gol! Mamma che gol! Andrea Brendolin fa una chiamata a casa qui, house call per il Brendo. Andrea Brendolin l'alza e schiaccia a girare, niente da fare qua per Riccardo Ignata che andava giustamente a coprire l'altro palo e c'è anche time out. C'è anche time out Valdagno in contemporanea, 2:35 da giocare. Il gol di Andrea Brendolin che porta dunque a 14 le sue reti in campionato. Gol di pregevole fattura, il primo alza schiaccia e fa Valdagno, ne ha già provati 7-8 il Forte. Finora e da questa personalissima statistica in vantaggio la formazione di casa che rientra in campo in questo momento. Cocco, Centeno, Piroli, Brendolin, dall'altra parte Ambrosio, Motaran, Rubio e Maremmani. Possesso palla ora. Sono comunque squadre che stanno facendo vedere un gran bel hockey qui al Palalido di Valdagno. Forse ritmi non elevatissimi, ma gran belle giocate. Motaran può girarsi, prova, ha cercato, poi subisce fallo. Il fallo è fischiato al Valdagno, dovrebbe essere l'8º fallo, vediamo un po'. Ne ha 9 il Forte, quindi a livello di falli siamo molto vicini anche lì, anche a livello di gol, perché Valdagno è avanti solo 2-1. Ancora con 2 minuti esatti da giocare per questo primo tempo. Centeno ha lasciato un po' lì dalla difesa, rimedia Ambrosio senza troppi complimenti. 10º fallo, eccolo qua. Tin tin. Suona la campanellino della punizione di prima, falta de primera. Vediamo chi si incaricherà del tiro, ci riprova, attenzione, rimanda Clodelli. Ancora Clodelli contro Richignata, 1:51 da giocare, si rinnova il duello di prima. Tutto pronto, può partire Clodelli, un gancio di qua, uno di là, poi gliela mette lì, prende il palo un'altra volta. Accidenti, 2 pali consecutivi per Clodelli, ma pallina che non entra, quindi occasione che sfuma per portare il doppio vantaggio della formazione di casa. 1 minuto e mezzo da giocare. Maremmani prova ad andare giù lungo la balaustra, l'appoggio per Rubio in angolo. Motaran col fisico a spingere lì, a mettere pressione alla difesa bianco-azzurra. Rubio, anche Rubio, impressionante lavoro del numero 17 della formazione ospite. Cocco, Piroli riesce a portargliela via Motaran, poi
si era liberata una situazione che poteva essere favorevole per il Valdagno. Ultimo minuto, uscita stile portiere hockey ghiaccio per Richignata. C'è l'errore, si può girare Ambrosio. Un serpente velenoso in area, Federico Ambrosio. Quando ce l'hai lì è veramente completo. No, poi non riesce, era buona l'idea. Attenzione, c'è il 2 contro 1 adesso. E qui c'è il cartellino blu per Bruno Sgaria. E come sapete, come possiamo dire? Per scelta non andiamo a commentare le valutazioni dell'arbitro. Qui ci sembrava che era impossibile per Bruno Sgaria scomparire. Comunque, Stallone ha estratto il cartellino blu, un po' di discussione tra Carmazzi e Mir, ma che adesso bisogna andare a vestire Pippo Fongaro, che probabilmente si trova Davidone Motaran al tiro. 20 secondi da giocare, decimo fallo non completato da parte del Valdagno. Pippo Fongaro che entra in pista, mentre il Bassano ha accorciato le distanze in casa. Grosseto è sempre avanti 2-1. Noi torniamo naturalmente ora in diretta. Davide Motaran contro Pippo Fongaro, vediamo un po'. Pippo Fongaro che arriva dalle giovanili del Valdagno, è il portiere della 19. Tutto pronto, si può partire. Si è mosso un po' prima, probabilmente c'è il richiamo a Pippo Fongaro. Adesso vediamo un po', perché giustamente c'è un po' di... Qui il problema è che se c'è di nuovo il blu... E la mette lì, non un gran tiro però Davide, la mette bassa lì a sinistra. Qua butta tutto bene al forte in questo giro, perché al di là delle quelle che rimangono comunque mie personali perplessità, gli è andata anche bene sulla punizione. Vabbè, Forte che comunque rimette in parità il match in questi ultimi 10 secondi da giocare. Vediamo cosa sceglie di fare Valdagno. Non so se andrà un ultimo tiro. Ci prova. Si guadagna un fallo di squadra all'11esimo. Mattia Cocco. Un secondo e 2. Pallina nelle stecche valdagnesi. Mattia Cocco prova a metterla lì. Formazioni che vanno a riposo in situazione di parità. Valdagno e Forte sono sul 2-2. Al gol iniziale di Casas ha fatto seguito quello di Clodelli, poi Brendolin porta avanti Valdagno. La pareggia a 20 secondi dalla fine Motaran su punizione di prima. Quindi primo tempo 2-2, 11 falli a carico del Forte, 7 a carico del Valdagno. Sentiamo tra una decina di minuti in diretta qui dal Palalido.
Ben ricollegati in diretta con il Paralido di Valdagno. Valdagno e Forte di Marmi hanno chiuso il primo tempo sul 2-2. Andiamo a vedere come decidono di ripartire le formazioni in campo. Forte di Marmi che riparte con il duo Casas-Burgaia, Federico Ambrosio, Xavi Rubio. Albertone Orlandi mette dentro il meglio che può in questo momento, anche se devo dire la verità, prima mescolando un po' le carte ho ottenuto ottimi risultati. Guadagno che risponde, dimenticavo, in porta c'è un certo Riccardo Gnata, stecchetta un pochino alta lì. Fallo di squadra fischiato al Forte, 12° fallo Forte. Andrea Brendolin che riparte. Guadagno che invece ha Piroli, Brendolin, Tonci De Oro e Mattia Cocco in pista. C'è il fallo di squadra e anche la stretta di mano qui tra Brendolin. In porta per Valdagno Pippo Fongaro. Sul forte del fatto che c'è stata il cartellino blu fischiato a Bruno Sgaria e quindi un po' di minutaggio anche per il portiere under 19. Intanto ne approfitto per fare le mie personali scuse sia a lui che al meccanico del Valdagno, Carlo Danzo, perché prima sono andato a disturbare la concentrazione e il riscaldamento proprio di Pippo Fongaro. Scadono i secondi, Pippo che abbandona la porta, la lascia di nuovo a Spider Boy Sgaria che riprende il suo posto tra i pali. Qualche volta per eccesso di entusiasmo capita di andare a fare a disturbare azioni che magari in campo sono di un certo tipo. Attenzione, Casas! Ci ha provato ancora Casas, riparte il Brendo, è da solo, Xavi Rubio lo ferma, sono in due. Era ripartito da solo Fede Ambrosio. Doppio intervento ancora Bruno Sgaria, veramente col metal detector quel guantone lì, perché ha preso due palline. E adesso c'è questo rigore, ripeto, come scuola facoccia di niente male. D'altra parte è esperienza anche quella. Federico Ambrosio contro Bruno Sgaria. Tutto pronto, Ambrosio contro Sgaria, bel duello qui, capocannoniere gliela para, la parata di Bruno Sgaria e poi ne para un'altra. Come dico io ogni tanto c'è una sorta di compensazione. Vediamo un po'. Cambia la sua decisione. Cambia la sua decisione Stallone, si becca un cartellino blu, Tonci De Oro, adesso ad evitare poi le ire di chi ci segue dalla Toscana, le decisioni le prendono quei due lì, quelli in nero. C'è Marti Casas ancora contro Bruno Sgaria.
che ha appena sistemato la pratica del rigore di Ambrosio, si ritrova nuovamente. Gli para anche questa, adesso vediamo un po'. Valdagno che deve giocare 2 minuti in superiorità numerica, un rigore e una punizione prima parati nell'arco di un minuto da parte di Bruno Sgaria. Naturalmente c'è la fase di studio per andare al tiro. Colpito Mattia Cocco dal tiro di Jordi Burgaia, e Mattia si sacrifica spesso. Ancora la cicatrice sotto la 4 punti lì, la pallinata sotto l'occhio sinistro. Squadra ancora sul 2-2, Forte dei Marmi che ha avuto due opzioni per andare in gol, un rigore e una punizione di prima. Adesso può gestire la superiorità numerica, questo 4 contro 3, Piroli per Centeno. Prova a uscire adesso Valdagno, la rischia un po' qui, scadono i 5. Qui bello il siparietto qua, Cocco Centeno. Ancora il Forte a manovrare, 4 contro 3. Rubio prova la spazzata bassa, Marti Casas sigilla il palo, lì Valdagno. Rubio ancora Casas. Scambiano i due, la finta, poi l'assist per Burgaia. Rubio la risposta con il guantone, scusate, con la visiera. Casas va 1 contro 1. Va 1 contro 1 contro Bruno Sgaria. Non trova la porta lo spagnolo. Mattia Cocco deve rifugiarsi in retroporta. Angolo basso. Vediamo un po'. Vediamo chi farà rientrare. Allora vediamo un po'. Casas con Burgaia. Scambio Rubio Burgaia, Ambrosio, la prova lì, ma è ben piazzato. Stiamo difensore Venezia, l'errore Ambrosio. Ancora a cercare 2 contro 1 adesso, la può mettere lì, un po' troppo facile. Il gol di Federico Ambrosio, sfruttata in pieno da parte del Forte la superiorità numerica. 20-42. Il gol del capitano, il capocannoniere del campionato, Federico Ambrosio. Adesso con Brendolin, Valdagno che tra l'altro ha anche il faretto rosso acceso per i 9 falli. Ne ha 12 il Forte. Dicevamo prima, facciamo 2 parole con Gabriele Buffoni. Sinceramente 21 falli di squadra in una partita del genere farebbero pensare ad un incontro col coltello tra i denti. In realtà le due formazioni sono affrontate sì su ottimi livelli, ma sicuramente in maniera più che corretta. Buona l'idea di Ambrosio, Casas un po' troppo lungo, poi non si può colpire la pallina se ti tieni alla balaustra, ma Stallone lascia correre. Ancora Piroli, lo ferma Jordi Burgaia. Rubio è qua adesso, grande assist Rubio Ambrosio. Vediamo un po' chi viene dato il gol. Grande rapidità di esecuzione. Ancora Ambrosio.
19-37, micidiale 1-2 del Forte dei Marmi, doppietta del capitano, scusate, del capocannoniere del campionato, che porta a 31 le sue reti personali. Valdagno che adesso è assolutamente costretto a fare la partita. Un'accelerazione decisamente improvvisa. Poi c'è stato un contatto tra Centeno e Ambrosio sulla girata. Controllata la pallina, vulcanizzata al punto giusto. Forte dei Marmi 4, Valdagno 2 qui al Palalido. Quello che riparte con Tonci De Oro. L'errore di appoggio del Tonci. Casas. Mette lì Xavi Rubio. 18,50 da giocare. Adesso non penso proprio che cominceranno a far melina qui le due formazioni, perché specialmente il Forte ne ha ancora parecchi di minuti da gestire. Sicuramente il cronometro in questo momento è più amico dei rossoblu. Brendolini la rischia un po' tra Burgaia e Rubio. Cocco. E qui abbiamo fallo di squadra fischiato a Valdagno. Anzi, scusate, al Forte per una trattenuta. Forte che già arriva a 14, incredibile. Qui due pallini rossi accesi per entrambe le formazioni. Rubio trova il palo esterno, Brendolin che riparte, Tonci De Oro che ci prova la risposta di Gnata. Un tocco sulla stecca al momento del tiro, è rientrato subito Cocco nella propria metà campo. Tonci De Oro che riesce a girarsi, poi vediamo un po', c'è un tocco e vediamo un po', c'è cartellino blu, rigore cartellino blu, poi Carmazzi cos'altro ci vuoi fischiare, non so. Perdonate questa. Vabbè, Marti Casas che dovrà rientrare in panchina. Si incarica del tiro Rubio. Xavi Rubio, il numero 17, il playmaker della formazione ospite. Rubio contro Sgaria. La parata di Sgaria, ma è subito lì Rubio. È alta la pallina. Ha riprovato un'altra alza schiaccia Valdagno. Vediamo Brendolin dall'altra parte. Cerca il numero, non lo trova. Maremmani. Valdagno che è ancora in inferiorità numerica per l'espulsione del suo capitano Mattia Cocco. Qui il passaggio è no look, la botta, ci riprova ancora Burgaia.
Guadagno con Tonci De Oro, deve gestire naturalmente l'inferiorità numerica, perciò c'è il raddoppio sistematico sul portatore di pallina valdagnese. Andres Centeno prova a metterla lì, Brendolin la lascia andare per non lasciare scoperta la difesa. Tonci De Oro che intanto è rientrato in pista lì a sinistra. Burgai ancora largo per Rubio. Maremmani trova un 7 impossibile, sfrutta ancora la sua superiorità numerica il Forte dei Marmi. Giacomo Maremmani che porta sesto gol per lui in campionato. Guadagno costretto nuovamente sul dischetto di centrocampo sul 5-2. Scadono anche i 5 secondi. Adesso si è ricostituita naturalmente la parità numerica. Pallina che la gestisce con la stecca, sgaria la botta di Tonci De Oro, c'è Richignata piazzato, stecca bassa. Ancora Rubio, pallina che si alza, 15:46 da giocare, Forte avanti 5-2. Ancora Maremmani, ha sfruttato bene le due superiorità numeriche, la formazione ospite. Ancora Casas dall'altra parte, non riesce la deviazione, scusate, Burgaia per Casas, quindi non è riuscita la deviazione, Motaran retroporta. Lo scarico su Maremmani. Ancora Burgaia per Motaran che può caricare la bordata lì, un altro po' ci perfora le insegne. Riparte proprio Marti Casas, autore della prima rete del Valdagno. Centeno fa ripartire la formazione di casa. Ancora Valdagno, Brendolin. Scadono i 5 secondi. Riparte il Forte, Motaran adesso può giocare naturalmente con molta più tranquillità la formazione di Alberto Orlandi, avanti di 3 reti, deve gestire ancora 14:22 alla fine. È caricata di 14 falli di squadra. Siamo 14 falli per Valdagno, scusate, 14 falli a carico del Forte, 9 a carico del Valdagno, quindi entrambi a rischio bonus punizione di prima. Pallina che si impenna, poi resta lì. Centeno, Tonci, Clodelli e Brendolin, il quartetto valdagnese. Ora Tonci De Oro, raddoppio sistematico su di lui, uno degli ex di turno, vediamo se Brendolin riesce a recuperare pallina, avevano fermato in 2. Palla che resta lì, stava diventando un assist per Clodelli, che è riuscito anche a toccarla ma l'ha mandata oltre la traversa, palla alta. Forte di Marmi che può ricominciare a tessere la propria trama offensiva con il suo capitano Davide Motaran. Delle voci di mercato noi non diciamo niente, vorremmo evitare poi inutili commenti. Dagno che riparte, Clodelli la mette lì, attento Richignata anche qui in questa circostanza, ci ha riprovato Brendolin dalla parte opposta.
guantone stecca a dire di no da parte del portierone di Scuola Vicentina. Adesso accasato in Toscana. Davide Mottaran si scontra con Marti Casas, poi va giù. Non riesce l'assist tra Centeno e De Oro, che deve andare a tenere d'occhio questo numero 18, temibilissimo attaccante forte Marmino, anche se finora la doppietta è di Fede Ambrosio. Burgaia per Maremmani. Ora Mottaran che tiene pallina, adesso ritmi decisamente più bassi. Clodelli che ruba una pallina e prova la conclusione direttamente verso la porta di Ignata. Diciamo è un Forte dei Marmi che può sicuramente ora giocare con maggiore tranquillità. Qui Mottaran, grande occasione ancora per il Forte dei Marmi. La sbaglia il capitano, numero 2. Tonci De Oro recupera pallina, poi Casas in mezzo a due. Ancora Casas, troppo facile, lì da solo. C'è Maremmani lì da solo. Gol facile del Forte, porta a 6 le segnature. E doppietta anche per Maremmani, che quindi va a insidiare il primato di gol realizzati in serata. Fede Ambrosio che rientra adesso. Guadagno con il Tonci, ci prova Centeno, palla che torna nelle stecche Mottaran, l'errore di Casas. Clodelli, ci prova ancora lui, qui poi va giù Clodelli, fischiano più niente adesso. Altro schiaccia, l'ha provato Burgaia, ho perso il conto qui del Manumir. La botta di Tonci De Oro, la mette sul personale qui con Ricky Ignata adesso. Pallina che sta andando lunga, Clodelli deve scaricarla subito su Manumir, stato in pista anche lui, il numero 88 Valdagnese. Clodelli, Centeno, la finta. Cercato l'alza, schiaccia anche Clodelli. Prima fischiate alte per molto meno. Giovannetti, Lorenzo Giovannetti che rientra in campo. Adesso deve cercare di fare la partita, può gestire una fase difensiva tranquillissima qui il Forte. Avanti 6-2. Ci prova Centeno, trova l'esterno della rete. È stata una ripartenza specialmente nel secondo tempo dove i ritmi sono aumentati moltissimo. Qui c'è stato un tentativo di alza e schiaccia da parte di Mottaran che poi è finito giù. Guadagno con Matti Siero in pista, numero 77, minutaggio anche per lui. Matti che rientra da un lungo infortunio. Tonci De Oro per Centeno. Poi dicevamo a gioco facile qui la difesa del Forte che può gestire con relativa tranquillità. Forte del vantaggio di 4 reti.
8,58 alla fine, sono almeno 10 minuti che non vediamo più un fallo di squadra. Matessiero sulla palla. Lo scambio con Andres Centeno, sicuramente quello che ci ha messo di più in questo incontro come attività e numero di palline, chilometri percorsi, palle giocate. Tonci De Oro, scambio con Siero, c'è l'errore, recupera Centeno con il Tonci. Siero può provare a colpire. Questo era un cartellino blu più grande di quello che hai fischiato prima, invece fischi un fallo di squadra. Va bene così, 10° fallo Valdagno. Non cambia di molto la condizione. Motaran contro Sgaria. 8,28 da giocare, Forte avanti 6-2. Mi calano questi silenzi. Stavo per dire silenzi di tomba, ma ve la evito come battutaccia. Paralido che, Paralido che si zittisce qui per il tiro di Davide Motaran. La mette nel 7. La mette nel 7. Settimo gol Forte. Punizione un po' pesante per la formazione di casa. È il campo a dire la partita ancora. Motaran può andare 1 contro 1, gli dice di no proprio Bruno Sgaria. La palla a 2. Stava liberando pallina il portiere valdagnese Siero. E c'è il 15° fallo Forte. 25 falli di squadra fischiati finora qui sulla pista del Palalido. Si sta riscaldando, se non erro, è Morgan Antonioni. Tutto pronto intanto, Matessiero contro Richignata. C'è il richiamo anche a Richignata che si è mosso in anticipo. Vediamo un po' ancora Mattias Siero, sempre contro Richignata. Tutto pronto, forse si può partire Carmazzi, non trova la porta Siero. Quindi nulla di fatto per Valdagno, punteggio che rimane sul 7-2. Ancora 7,56 da giocare. Mattia Cocco, cercato il tocco sotto Siero su Burgaia. Valdagno adesso 4 contro 3, ma temporaneo perché è già rientrato Ambrosio. Gira retroporta. Gira retroporta Cocco. Siero perde palla, sempre Burgaia su di lui. Ancora Jordi Burgaia. Probabilmente adesso Forte a portare pallina, non serve fare altro per portare a casa la partita. 7-16 da giocare. Manumir.
rientra Brendolin. Ancora Fede Ambrosio, Forte dei Marmi con l'assist per Giovannetti. Ambrosio cerca Capitan Motaran, lo scarico su Lorenzo Giovannetti, perde palla Giovannetti, può ripartire Valdagno, 2 contro 2. Manu Mir, vediamo un po', non trova la porta il Manu, pallina alta. E ancora il forte Burgaia con calma. Beh, adesso non è naturalmente è una considerazione il fatto che ora Forte può giocare, anzi deve giocare con assoluta al limite dei 45, visto il considerevole vantaggio sul quale può contare. Andres Centeno. Ancora Brendolin, ci prova Brendolin, Richignata digli di no. Ancora Burgaia, la porta un po' a spasso. È entrato adesso, l'avevamo visto scaldarsi prima, Morgan Antonioni. Numero 63 rossoblu, Davide Motaran. C'è un richiamo a Mattia Cocco. 5-0-5 da giocare. Forte dei Marmi 7, Valdagno 2. Vediamo intanto un po' di altri risultati. In quel di Breganza in Montebello è avanti 3-1, mentre a Bassano è riuscito a ribaltare la situazione, avanti conduce 5-3 sul Grosseto. In quel di Sandrigo anche il Trissino è in vantaggio 3-2 contro la formazione di casa. In quel di Lodi 6, Follonica 4, ha rimesso tutto in ordine anche la capolista. Direi che grosse sorprese al momento non se ne vedono. Squadra che tornano in campo per questi ultimi 5 minuti e 5 secondi da giocare. Giovannetti, buona anche la sua prova. C'è lì Mattia Cocco a fare buona guardia, diciamo un Forte che ora può giocare assolutamente al limite dei 45, può gestire 5 gol di vantaggio in 4 minuti e 50 secondi. Si giostra bene, qui perde però pallina Morgan Antonioni. Ci pensa Motaran a scaricare per Burgaia. Ancora Antonioni, Giovannetti. Prova il tunnel, gli riesce anche, ma poi Cocco di esperienza non si fa sorprendere. Andres Centeno, Manu Mir, ancora il Brendo, autore di uno dei 2 gol del Valdagno stasera. Ci prova ancora Brendolin, lo va a fermare proprio Antonioni. Brendolin, Mattia Cocco lascia lì Burgaia, poi prova. Burgaia si ritrova la pallina nelle stecche, ci può provare su Brendolin, palla che gli va un po' larga a sinistra della porta di Sgaria. Ancora Burgaia,
e la porta un po' a spasso qui Burgaia. C'è questo mezzo numero, Burgaia si ritrova lì da solo, prova ad andare 1 contro 1 e dice di no Bruno Sgaria. Dodicesimo fallo Valdagno, Antonioni, Giovannetti, scarico per Burgaia. Un po' di pressione a parte del Valdagno, Cocco che ci prova, c'è Burgaia su di lui, tentativo di assist su Manumir, Antonioni si allunga un po' troppo, Brendolin ma è da solo, la recupera Burgaia, non trova l'assist su Giovannetti, ma allora dall'altra parte arriva Motaran. Motaran trova Centeno. Antonioni per il suo capitano. Ultimi 2 minuti e mezzo di questa partita dai due volti, un primo tempo assolutamente equilibrato, poi nel secondo tempo una serie di situazioni e poi l'accelerazione, attenzione Burgaia gli dice, riesce a impedire l'assist, c'era Giovannetti libero dall'altra parte, ancora Burgaia, cerca, insiste personale, perde palla, Brendolin prova ad accelerare, mezzo a 2, gli dice di no Riccardo Gnata, Antonioni attenzione, Antonioni palo clamoroso, Motaran, palo pieno per il numero 63 rosso-blu, ancora Brendolin, minuti che ormai sono completati, 1:40 alla fine, Forte dei Marmi avanti 7-2. Manumir contro Motaran, qui Davide Golia ci mette il fisico il capitano rosso-blu. Rubi le caramelle ai bambini, però così Davide non va bene. Stiamo naturalmente scherzando. Intanto Andres Centeno, ancora Burgaia, un palo anche per lui. 2 pali nell'ultimo minuto qui per il Forte. Ultimi 50 secondi. Ancora Burgaia che ci riprova, gli dice di no Mir. Jordi Burgaia, ancora lui. Insistita azione. Poi si allunga la stecca, ancora Antonioni, la finta su Manumir, 35 secondi ancora da giocare, 16° fallo di squadra fischiato al Forte Giovannetti. Ultimi 30 secondi di questo Valdagno Forte dei Marmi, risultato fissato per ora sul 7-2. 7 Forte, 2 Valdagno. Altro palo qui, 3 pali in 1 minuto e mezzo. Vabbè, 2-1 la situazione pali dell'ultimo momento. Ci ha provato anche Manumir, gli dice di no col guantone Riccardone Gnata. Partita che termina con la pallina tra le stecche del Valdagno. Forte dei Marmi la porta a casa 7-2, ricordiamo i marcatori, l'apertura di Casas, poi i 2 gol del Valdagno tra Clodelli e Brendolini, il pareggio di Davide Motaran nel secondo tempo, doppietta di Ambrosio, doppietta di Maremani, l'ultimo gol di Davide Motaran. Partita che si chiude sul 7-2 grazie a Gabriele Buffoni e grazie alle riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zen. È tutto per noi qui dal Palazzo di Valdagno, a presto di sentirci in diretta dal palazzetto bianco-azzurro. Grazie e buonanotte da Domenico Tomba.